ognuno deve praticamente farsi carico delle responsabilità e delle sensibilità della parte con cui governa queste politiche. Chi gestiva fondi di private equity immobiliari probabilmente indossava il gessato e doveva andare solo a Londra a rivendere dei contenitori pieni di immobili a reddito. Chi gestisce fondi di housing sociale fa un mestiere completamente diverso. Occorrono sensibilità e tecniche particolari, deve sporcarsi le mani con i piani di urbanizzazione, con le dinamiche dell'impatto sociale, con le tecniche costruttive low cost, quindi sono mestieri completamente diversi. Quindi il privato in parte, se accetta di giocare questa partita, deve cambiare pelle e la pubblica amministrazione in parte deve adattare i suoi schemi organizzativi. Io sono convinto che ce la possiamo fare e peraltro le risorse che la pubblica amministrazione ha accettato di giocare su questa partita sono risorse importanti per la vecchia programmazione. Ieri avete visto i dati che ha portato il DPS, comunque sono dati ormai conosciuti. Stiamo ragionando su una cifra che per la scorsa programmazione valeva 3 miliardi e 800 milioni di risorse sui fondi strutturali 2007-2013. Ed è la risorsa che in termini di budget in valore assoluto è ampiamente la più significativa nel parterre di tutti i partner comunitari. Quindi abbiamo il budget sui strumenti finanziari più importante in valore assoluto e anche in valore relativo di tutti gli altri paesi partner. È vero che è figlio di regole di rendicontazione che hanno agevolato oltremodo questi strumenti, ma voglio pensare, per essere ottimista, che è stata anche l'occasione per creare una palestra su cui lavorare ad un uso adeguato di queste risorse, perché non è soltanto il budget che ci responsabilizza, è anche il fatto che stiamo adottando delle politiche nuove dove queste risorse sono risorse a restituzione, quindi che alimenteranno anche le politiche del futuro, garantendo una sostenibilità. Sono risorse certe e programmate in un contesto dove ormai di risorse certe con difficoltà si parla e dove esiste un deficit di programmazione molto significativo. Quindi poter ragionare su risorse certe e programmate su un settennio vuol dire avere uno spazio di manovra per alimentare investimenti che a medio termine o per politiche strategiche difficilmente troverebbero un respiro attuativo. Quindi sono tutti elementi che responsabilizzano e necessitano di essere messi al confronto dei nostri lavori. Studiare Sviluppo, che è la società dell'amministrazione centrale che ha organizzato questo momento, in realtà vede in questo momento un momento conclusivo di un ciclo con un roadshow sul territorio nell'ambito delle regioni obiettivo convergenza, un roadshow dedicato a strumenti finanziari ma dove il driver del confronto erano le politiche, non gli strumenti. Quindi è valso per Palermo sullo sviluppo urbano, è valso per Napoli sulla competitività dell'impresa, sul welfare per la Puglia, piuttosto che sulle aree interne per la Calabria. In quelle sedi, e potete andare a scaricare il materiale sul sito di Studiare Sviluppo, ogni amministrazione ha portato le sue testimonianze, gli strumenti attivati, i progetti portati avanti, i risultati, le criticità. È un grosso lavoro di raccolta del sedimentato esperienziale di tutte le amministrazioni, semplicemente anche per fare un po' di benchmark, perché molte amministrazioni non potevano neanche far scattare il meccanismo emulativo di chi ha fatto bene, perseguiamo almeno quello che ha funzionato. Questo lavorio, che è durato qualche mese sul territorio e che ha visto coinvolti molti dei funzionari centrali e regionali, è stato deciso di riprenderlo mettendo non più a tema le politiche, e la scelta era le politiche perché la finanza è una scienza ancillare alle politiche, non è che ha una dignità superiore, quindi di fatto ci si dice dove si vuole arrivare, con che obiettivi, e i tecnici in termini finanziari costruiscono la strada e gli strumenti per arrivarci. Sono ripresi nella giornata di oggi invece per strumenti, perché ci sono alcuni aspetti molto più tecnici che riguardano proprio i mercati, gli operatori, le modalità attuative di questi strumenti che hanno bisogno anch'essi di essere trattati separatamente. C'è anche un problema di competenze, di sensibilità sui mercati. Una delle grosse patologie era l'asimmetria conoscitiva da parte di questi due mondi, quindi conoscere
quali sono le dimensioni del mercato, le dinamiche dei mercati che vuoi che partecipino a supportare queste politiche. Conoscere gli operatori, avere anche un'idea. Cioè, onestamente in molti casi non si è fatta neanche una cosa banale che è una googolata per vedere quanto è un mercato piuttosto che un altro. Cioè, è vero che magari non ci sono sempre banche dati riconciliate, il Ministero del DPS ne ha messo a disposizione un primo sedimento per fare le valutazioni ex ante, però è anche vero che c'è veramente un gap di relazione. Allora è anche un momento da sfruttare per mettere a contatto due mondi e dirci le dinamiche di questi mondi di cui bisogna tener conto se non si vuole fare un buco nell'acqua. Le amministrazioni territoriali e lavorando con molti rami ministeriali in realtà esistono anche competenze molto affinate su questi temi. Il problema è che quando noi parliamo di finanza parliamo di un universo talmente eclettico di private equity, di microcredito, garanzie, project financing, cioè mini bond, temi che tecnicamente appartengono a mondi, a operatori, a technicality particolari che non è che sono ampiamente diffuse su tutti i livelli, per cui trovi in un'amministrazione regionale magari un modello e una sensibilità su un tema che è giusto acquisire al modello nazionale, o trovi in un ramo ministeriale una sensibilità che è superiore a quella regionale. Portare tutto questo a fattor comune per amplificare quella che è la possibilità di risposta è un nostro obiettivo, e lo possiamo fare solo lavorando a un confronto molto importante. Come del resto non c'è una presunzione, io dico, dove non c'è una competenza interna non si fa solo leva finanziaria con gli operatori, si fa anche leva professionale, e ovviamente gli operatori devono anche tener conto che esiste un patto di stabilità, delle regole di certificazione, dei regolamenti, quindi farsi carico, come è stato detto anche ieri, di oneri interpretativi che sono proprio di quelli che direttamente, a volte anche con una ratio che va affinata, Bruxelles ci mette come vincolo. Vale anche per tutto il tema delle garanzie. Vede il combinato disposto di alcune iniziative regolamentari della Banca d'Italia che vanno lette insieme a quelle che possono essere le iniziative di indirizzo politico per questi operatori, vanno riconciliate con i regolamenti comunitari. Ai tecnici ormai è abbastanza consolidato. Le garanzie ad oggi, almeno per lo stanziato, rappresentano 1 miliardo e 428 milioni di euro di quei 3 miliardi e 8, un 33%, e peraltro risultano quelle con performance di spesa più significativa. Il sistema delle garanzie italiano ha di per sé una sua rappresentatività in quello comunitario rispetto al sistema delle garanzie complessive europee. Ma il fondo centrale rappresenta una best practice in termini di dimensioni. Abbiamo visto, oltre che di pian piano definizione qualitativa dell'intervento, sicuramente un architrave del supporto al sistema del credito, e ha anche tracciato il dottor Sappino quelli che sono gli interrogativi in questo percorso di adattamento progressivo naturale di un programma così importante. Per darvi una dimensione, perché poi anche i numeri contano, 1 miliardo e 428 milioni di euro di garanzie allocate sui fondi strutturali, che è una cifra importante, hanno, se guardiamo agli altri paesi quanto hanno messo sulle garanzie, il primo che in valore assoluto esprime un budget significativo dopo il nostro è la Polonia, che notoriamente ha sui fondi strutturali un'allocazione di risorse cospicua che è 299 milioni di euro, 300 milioni di euro. Quindi questo dà la dimensione dell'impegno del sistema paese in questo segmento di mercato. È anche chiaro una cosa, a noi compete un obiettivo più importante, su questo penso che tutto il mondo finanziario è unito. Innanzitutto vuol dire dare ragione all'interno di 100 miliardi di regimi di aiuto a fondo perduto della significatività di un ampliamento delle risorse a disposizione per gli strumenti finanziari. Questa è una partita che accomuna il mondo bancario come il mondo dei confidi, e che vuol dire dimostrare al sistema che efficientare l'impiego di risorse finanziarie attraverso gli strumenti finanziari è un primo grande obiettivo. Non vorrei che tassi di spesa che in alcuni casi non hanno entusiasmato disincentivassero a perseguire una strada iniziata soltanto nello scorso settennio. Le regioni però giocano almeno un terzo del ruolo del founding del sistema dei confidi tra risorse proprie e risorse che gestiscono
per conto dell'Unione Europea, quindi hanno un ruolo importantissimo e su questo ovviamente io ho visto anche l'ultimo report che Fondazione Rosselli e Gruppo Impresa hanno fatto sul monitoraggio dei regimi d'aiuto. C'è ancora moltissimo da lavorare, anche se vorrei pensare che le integrazioni di risorse finanziarie che ci guadagniamo con fatica per il futuro non si disperdano in centinaia di misure di regimi di aiuti e di prodotti dall'ecletticità dispersiva. E per chi si è letto l'accordo di partenariato pre e post osservazioni avrà visto che evoluzioni entusiasmanti sul tema strumenti finanziari non ce ne sono e anche la parte strumenti finanziari è toccata solo in relazione all'obiettivo 3 e l'obiettivo 9 in modo molto contenuto, il che fa parte anche di una strategia di dichiarazione programmatoria, non necessariamente è elemento di disattenzione rispetto a. Lo dico solo perché ho letto tutto, l'unico elemento di divergenza fra il pre e il post è la comparsa dei mini bond, quindi ringrazio per aver posto anche questo tema, perché poi il problema non è soltanto lessicale programmatorio, per cui parliamo di mini bond, di debito cartolarizzato, di prestiti partecipativi, ognuno poi per alcuni elementi ha anche la capacità di non saper categorizzare uno strumento rispetto a un altro, è che questi strumenti hanno equilibri di mercato o di operatività molto delicati, non possiamo stravolgere e tirarli soltanto perché può essere legato a una moda o a un'intuizione di esigenza, ma se non facciamo i conti fino in fondo con questi equilibri rischiamo di mettere delle risorse e di non spenderle, quindi sicuramente il tema mini bond è un tema che è degno di una riflessione importante, non tanto perché per me non debba essere allocato, non vorrei essere frainteso, ma perché se è un elemento su cui lavorare dobbiamo allinearci tutti nella definizione di come renderlo attuativo e che ruolo giocare. Ecletticità ricca di competenze, di proposte che questo mondo può portare al tavolo della pubblica amministrazione, ma anche evidenza dello sforzo impressionante che voi nel vostro mondo e nel mondo nel rapporto col pubblico dovete fare, perché alla fine dobbiamo ricondurre nelle policy alcuni grandi interventi che alimentano questi mondi. La parcellizzazione non vale solo, la scorsa programmazione 100 miliardi, 70 miliardi spesi, 970.000 progetti italiani, sono 92.000 euro di media progetto e questo purtroppo caratterizza anche il tema strumenti finanziari. O troviamo, come si è detto ieri, al di là senza penalizzare alcune poi tassi di personalizzazione, delle strade maestre che caratterizzano il nostro sistema e su cui nessuno ha dubbi sulla funzionalità, sull'economicità, sull'efficienza, o se no rischiamo che se va bene qualche allocazione ce l'abbiamo e litigate sempre tra di voi, perché comunque tra finanziarie, tra confidi ci sono modelli di business completamente diversi. Dobbiamo trovare una soluzione ed aiutarci, però sicuramente è un'evidenza che il patrimonio di know-how, oltre che esperienziale anche datato in alcuni casi, di cui ciascuno di voi è portatore e delle organizzazioni che voi rappresentate, è un patrimonio troppo importante per disperderlo, per non portarlo a un fattore comune.